Siamo presenti qui presso il vecchio ospedale di Pordenone, ma siamo presenti anche nell'ospedale di Sacile con i nostri operatori e i nostri volontari, proprio per sensibilizzare il più possibile la popolazione su questo tema, che è un tema che purtroppo vede un trend di segnalazioni di aggressioni verso gli operatori sanitari in aumento e quindi cerchiamo di fare, per quello che c'è possibile, sensibilizzazione alla popolazione. Si è espresso così ai nostri microfoni il presidente del Comitato Croce Rossa di Pordenone, Ludovico Mellina Bares, che nelle scorse ore ha presidiato insieme allo staff del personale sanitario a Pordenone in occasione della giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari. Anche quest'anno viene portata avanti la campagna Non sono un bersaglio, giunta alla 9ª edizione di attività sul territorio nazionale. Una campagna su cui Croce Rossa ci crede molto, anche perché ci vede direttamente impegnati tante volte nelle ambulanze, negli ospedali, e purtroppo anche i nostri operatori a volte vengono coinvolti in questi atti. Somministriamo un questionario per capire quali sono il pensiero che ha la popolazione, ma anche per incuriosirli ad approfondire questo tema che purtroppo aggrava ulteriormente il sistema sanitario. Un'iniziativa che mira ad informare ma soprattutto a sensibilizzare su questo tema che nell'ultimo anno ha visto nel Friuli occidentale un aumento di casi del 20% con ben 157 segnalazioni. Per quello che posso vedere, che ho potuto vedere io nella mia esperienza lavorativa, è un fenomeno che si fa sentire sempre di più, è sempre più frequente e io ci tengo a sottolineare anche che violenza non è soltanto l'aggressione fisica ma è anche l'aggressione verbale. Insomma, nei confronti di noi operatori che siamo a letto del paziente, insomma, a fianco alle persone. Questo fenomeno, un dato che colpisce, è che il 70% di questi atti sarebbero perpetrati nei confronti di donne. E forse perché le donne magari sono più fragili e quindi dall'altra parte questa figura sembra che possa un attimino rispondere in maniera anche migliore, ma in realtà come operatori in effetti siamo tutti un po' come dire, fragili anche noi, perché ci sono tanti malati, dobbiamo capire un po' le necessità di queste persone e forse l'uomo ha un po' anche nella cultura quotidiana il fatto di avvicinarsi più alla donna e quindi affrontarla in modo diverso.